destination unknown, known, 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 known. Piadaroli, ciao! Eccoci qua con una bella partita multiplayer di Warcraft 3 TFT. Mi trovo in Garena perché ero nelle 1 contro 1, anche intanto c'è entrato uno. Che in 1 contro 1 lo preferisco perché non c'è il delay. Allora, tanto lo saluto, lui mi risaluta, ci chiedo se andiamo. E lui mi dice, ok. Si mette orchi. Cioè avete sfiga Piadaroli, ultimamente metto sempre gli orchi, cioè quando faccio delle partite multiplayer di Warcraft becco sempre gli orchi. Quindi vi vedete sempre le solite unità e start. Però comunque era un po' che non mettevo, anzi un bel po', ne ho messo solo una finora di partita proprio in diretta, giocata dal vivo. Per cui spero vi piaccia. Era un bel po' che non giocavo. Devo versare il mio sangue. Mettiamo subito in miniera, porco. Obbedisco con piacere. Allora, come al solito start da ragni, cripta e cimitero. Sì, padrone. Serve più oro. Serve Poi mettiamo più subito un altro accolito serve appena più c'è l'oro oro. da fare, bene. Serve più oro. I dannati sono pronti. Adesso vediamo lui che strategia adotta. A me dispiace comunque che non c'è che becco sempre gli orchi, perché giustamente voi direte, cazzo perché non metti dei video quando giochi contro umani e elfi o in mirror contro non morti? Perché ultimamente becco sempre questo. E poi visto che adesso nel multiplayer sia che le vinco sia che le perdo le metto, e io prendo e vado in diretta, però succede succede. Lo avete chiesto voi Piadaroli, per essere un pochettino più reale possibile. Tu vieni qui vicino ovviamente al cimitero perché fai prima a far legna. Ok, questo serve per tenersi attivi con il mouse, vedere tutte queste selezioni, robe varie, per cui non è che sono matto. Dovete vedere quelli pro come fanno. Tanto ho messo su a fare una Ziggurat. Evocazione Go, così almeno con 2 gol al tier 1 riesci a fare abbastanza legna. Serve più oro. Serve Che più oro. palle, serve più oro. Ecco, ovviamente non mi gestare nel buco, lo metto qua un po' esposto, ma vabbè. Al massimo se me lo distruggono lo ricostruisco, costa talmente poco. Ecco c'è anche il secondo ghoul. Evocazione completa. Adesso il prossimo passo è mettere su a fare l'eroe. Ovviamente farò il Dark Knight. Comunque adesso starete sentendo una musichetta di sottofondo, mi piace il bordello. Ditemi voi cosa ne pensate, se vi piace, perché non avete mai commentato niente sulla musichetta. Almeno mi sembra di ricordare. Costruisci altre ziggurat. Costruisci altre ziggurat. Ok. E via, ragnetto, eroe. È uno dei miei preferiti, anche se molti lo odiano perché è un po' sfacciato come eroe. L'identità dell'idiota, eccetera. D'altronde Arthas è il mio personaggio preferito anche della campagna, per cui mi piace proprio perché è cattivo. A me sinceramente Piadaroli mi piacciono molto i personaggi cattivi dei giochi o dei film, perché non è semplice fare un cattivo come si deve, per cui quando vedo un cattivo riuscito bene mi prende molto. Serve più oro. Cosa desideri? Serve più oro. Serve più oro. Fammi fa sta benedetta. Ecco che arriva già. Red Master ovviamente. Teniamolo occupato per non farlo andare dai miei accoliti. Batte già ritirato. Già capito che aria tira nella base del Piadarolo. E te, quanto cazzo si mette a uscire? Non toccarmi, sono Eccolo qua. E c'è anche il secondo ragno, cominciamo ad andare a fare creep. Solo che adesso devo stare attento perché probabilmente lui mi starà dietro. Cercherà di rubarmi creep, ovvero l'esperienza dei creep. Oppure cercherà di seccarmi le mie unità appena che hanno poca vita. In genere è quello che fanno gli orchi con il Blade Master. Arrivano invisibili e infatti vedete, in questo modo, usando la coil del mio eroe, l'ultimo colpo cerco di darlo io, cercando di anticiparlo se lì. Non mi va adesso in questi creep così del cazzo di sprecare l'oggettino per rivelare le unità invisibili, quello che vedete in alto a destra di fianco al teletrasporto. Ok, mi vado a liberare subito qui la miniera, anche perché questo è un creep abbastanza anche buono. Ha un'ottima qualità, punti esperienza e facilità nel farlo. Infatti qui la uso perché voglio beccarmi subito
quel personaggino lì blu, l'ogre, l'orco, quello zdavaglio lì blu, che dà un sacco di punti esperienza. Sto aspettando. Ecco il terzo ragno. Allora, cerchiamo di... Buono. Sono già di livello 2, quindi adesso se devo riuscire a ricercare il livello 3, così vado a fare un po' di aeros nella sua base. Il mio destino. Andiamo avanti a fare ziggurat, che è importante, perché se rimanete senza ziggurat, senza cibo, e dopo vi accorgete che dovete costruire una ziggurat, si perde un sacco di tempo, molte volte ti può decretare la perdita. Facciamo questo crit qua. Il bello dello star da ragni che ti permette di fare i creep, anche quelli da gialli, al tier 1, senza tante unità. Cioè già io con 3 ragni e l'eroe e basta riesco a fare questi creep così abbastanza pesanti, in modo tale che il mio eroe riesce ad arrivare velocemente a livello 3. Che se un attimo che uso la pozioncina, questa qui mi dà sia mana che vita, così mi riporto l'eroe pieno praticamente. Fatto un attimo in ritirata, che devo aspettare per prendermi il Creep Lord. Sì, mi sembra che si chiami così. Evocazione completata. Devo aspettare che si completi il tier 2, che vedete lì. Mi sono già fatto anche 4 gol per un bel surplus di legna. Ed ecco il mio quarto ragnettino. Allora, torno un attimo in base a prendermi gli Skeletor, perché ho finito l'oggettino. Cerco di liberarmi un po' la zona lì, che è un po' più riparata, per metterci poi, per cominciare un po' a pensare di fare il ragnetto, di fare, scusate, le strutture per fare i draghi. Prima il pozzo sacrificale, per poi fare al tier 3 l'ossario, che gli orchi succano contro i draghi. Anche se voi direte ci sono i pipistrelli, però i pipistrelli con i ragni e la ragnatela, se si sta attenti, li si chiappetta anche senza vasellina e con la sabbia attaccata. Potenziamento completato. Dai, mettiamo anche i cinghiali pedaloni, se volete di più. Eccolo qua. Signore del cripto. Tremate al mio cospetto. Tremato il mio cospetto. Questo è un eroe che ha molta massa, quindi tocca stare attenti perché è surroundabile facilmente. Praticamente il doppio del mio DK. Qui ha già fatto il creep lui. Approfittiamo dei cadaveri, farmi gli scheletrini. Il re dei Lich. Mai questo. Ok, andiamo a fare un po' di arras in base, vediamo come è messo, cosa sta costruendo. Opla, ho bollato una struttura appena fatta, così ho fatto sprecare anche un po' di ora. Ah, sta facendo anche i cosi, i serragli, quelli per fare o i pipistrelli o l'unità aerea o i cavalcalupi, con molto rompipalle. Ah, ma è già qui. Vabbè, questo bel grunt è già messo male. Bravo, prendimi di mira il mio eroe secondario. Questa è una cappella che sta facendo, gli costerà cara. Poi adesso mi prende addirittura, non è tanto forte questo, mi prende addirittura gli scheletri invece che cercare di seccarmi i ragni. Vabbè. Vai, prendimi di mira proprio lui, quello che voglio. Avanti. Probabilmente io ho seccato tutti i gruppi. Adi. Praticamente mi sa che ha già perso questo. Infatti GG. Vedi, non ha più un grunt. Infatti molla la partita. Adi. Buono Piederoli. Direi che è stata una bella partita lampo. Spero comunque vi sia piaciuta come l'ho giocata. Se avete qualcosa da chiedermi votate e commentate, insomma, come sempre. E niente, sono proprio sdallato. Mamma mia. Va bene, direi che per questo video siamo a posto. Buono Piederoli, per questo video direi che è tutto. Per cui adesso vi faccio un breve riassunto di cosa vi può offrire la mia home del canale, tra la mappa del canale molto comoda con una breve spiegazione di come utilizzarla e i vari link che troverete nella mia home page. Oltre che li trovate ovunque, però comunque così avete anche un modo, c'è una spiegazione diretta di come accedervi. Per cui andiamo subito con la spiegazione.
Allora Piederoli, eccoci qui nella mia pagina di primo piano, quella che voi vedete. Per andare nella mappa canale basta che voi arrivate qua, oltre che c'è sempre il link in tutti i miei video. Arrivate qui e cliccate sulla mappa canale perché trovate il link qua. Una volta entrati in questo link, adesso qui l'avevo appena guardato, partirà il video. Se l'avete già visto saltate la parte introduttiva, andrete direttamente nelle macrofasi con l'apposito link e da qui praticamente vi troverete tutti i link ai vari progetti. Allora per Isde Otinfelgana in questo caso, che è monoprogetto, che c'è solo una playlist, andate direttamente nella playlist. Se no prendete e andate nelle pagine di ogni gioco, Shogun, e compariranno campagne multigiocatore, Worms, tutti i vari progetti multigiocatore con io contro Kumen del torneo che abbiamo fatto, Warcraft, campagne multigiocatore, Eredan eccetera, Medieval 2 eccetera. Cosa importante molto sono i sondaggi. Qui praticamente verranno sempre, vedrete qui lo stato attivo, come siamo, a che punto siamo dei sondaggi. Adesso molti nuovi progetti verranno messi qua a votazione con i mi piace, sondaggio indice gradimento canale, questo è sempre attivo, e poi mano a mano che vengono aggiunti li posterò qui in buona sostanza. Quelli che poi rimangono attivi rimangono, quelli finiti li toglierò direttamente. Per quanto riguarda la mappa canale è tutto. Andiamo invece a vedere sempre cosa c'è tramite nella mia home, che ho messo di nuovo. Praticamente la mia nuova pagina di Facebook, cioè qui sarà sempre aggiornata con i video, cioè se non avete voglia di entrare sempre in YouTube utilizzate quasi solo Facebook. Tramite la pagina vedrete i miei video, verranno postati sempre lì i miei video nuovi, le cavolatine che metto, immagini, foto di cavolate, insomma tutto quello che mi va di caricarsi nella pagina voi le troverete in questa pagina Facebook qua, quindi se entrate e mettete il mi piace poi verrete sempre aggiornati. Skype devo trovare il sistema di mettere il mio contatto, adesso prima o poi ce la farò, e Steam entrerete direttamente nel mio profilo dove potete chiedermi il contatto o se no postarmi i commenti nel profilo di Steam anche, che io comunque Steam lo controllo periodicamente. Quindi per quanto riguarda la mia home del canale aggiornata è tutto qua. Rieccomi qua con il mio faccione. Dai, spero che comunque vi sia stato di vostro gradimento tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.